Signore e signori, donne meravigliose e uomini stupendi. Ebbene sì, devo ringraziarvi per essere venuti qui questa sera, in questa giornata tempestosa, in questa serata temporalesca. Non pioveva mai e ha deciso di piovere le 6. Non importa. Le nostre ambizioni sono più grandi del tempo climatologico. Questa assemblea pubblica plenaria della Compagnia di Calza è un fatto particolarmente inconsueto nella tradizione, nella storia della nostra associazione, per cui io ringrazio tutti quanti i presenti di aver partecipato e di partecipare adesso, perché questa assemblea segna l'inizio di una nuova epoca delle attività della Compagnia di Calza. Ed ora io, per spiegarvi il perché di questa assemblea, farò una prolusione della durata stimata attorno alle 7 ore e 45 minuti. È solo una stima però, perché potrebbe essere anche molto più lunga. Comunque, al di là di questo, perché la Compagnia di Calza Gli Antichi invita i veneziani a partecipare al progetto denominato Circolo degli Antichi? Per moltissime ragioni che sono legate alla storia della città, alla evoluzione della società in cui viviamo e alle necessità della Compagnia di Calza Gli Antichi di rappresentare la cultura veneziana moderna, tradizionale e trasgressiva, secondo il motto divertirsi, divertirsi. Allora, noi siamo nati 30 anni fa come un'associazione che si rifà alle antichissime tradizioni rinascimentali veneziane per organizzare feste pubbliche e private. E ne abbiamo fatte tantissime, come molti di voi ricorderanno, alcuni hanno dimenticato, ma non importa, abbiamo fatto feste ovunque e ci siamo divertiti tantissimo e anche quelli che sono venuti alle nostre feste si sono divertiti tantissimo. Ma quando noi siamo nati, la società europea era diversa da come è diventata adesso. Era diversa economicamente, era diversa culturalmente. Il nostro spirito di divertimento, il divertirsi divertendo, ha subito degli attacchi fortissimi da parte di una cultura mass mediatica del divertimento alla televisivo, che ha fatto sì che ormai la gente partecipa passivamente agli spettacoli pubblici. E invece di avere un pubblico che non è un pubblico ma è un protagonista, noi abbiamo un pubblico che accetta supinamente quello che facciamo. E questo è un aspetto fondamentale del cambiamento che dobbiamo cercare e ottenere. L'altro fatto è la crisi economica, che ha fatto sì che la committenza che ordinava alla Compagnia di Calza, sia quella pubblica sia quella privata, di organizzare feste pubbliche e private in cui noi chiamavamo moltissimi artisti e cercavamo di esprimere un gusto della vita e del divertimento diverso dal piattume televisivo, questo tipo di committenza non esiste più perché non ha i soldi da investire nelle nostre feste. Di fronte a questi due problemi importantissimi, come priore della Compagnia di Calza Gli Antichi, ho deciso, corroborato da uno staff di giovani di buonissima volontà, di ribaltare la questione e modificare il modo in cui la Compagnia di Calza Gli Antichi si presenta nella società veneziana ed europea di oggi.